Cade ultimatum, gli ucraini resistono nelle acciaierie, l'appello, servono armi pesanti, pochi civili riescono a lasciare Mariupol. Putin, missile intercontinentale per far riflettere Michel a Kiev. Vogliamo vittoria dell'Ucraina, Zelensky, serve blocco del petrolio. Il presidente Mattarella all'Unione Europea e la NATO compatte, sanzioni per evitare un allargamento della guerra. G20 si divide, i ministri occidentali lasciano l'incontro quando parla il rappresentante di Mosca, in Africa missione energia per Di Maio e Cingolani. Bergamo arrestato, il marito della donna annegata nell'Adda, per ucciderla avrebbe lanciato l'auto nel fiume con lei a bordo. Leclerc al TG1, non mi aspettavo di vincere subito con la Ferrari, ad Imola domenica sarà emozionante, in gara sono diventato più bravo. 2 anni fa con Fai Rumore ha vinto il Festival di Sanremo, indimenticabile la sua esibizione in una arena di Verona completamente deserta, tra poco Diodato con un annuncio a sorpresa al nostro giornale. Buonasera dal TG1. Nella città simbolo del conflitto in Ucraina, Mariupol, continua la strenua resistenza alle acciaierie. Caduto nel vuoto l'ennesimo ultimatum dei russi a deporre le armi. A Kiev arriva il presidente del Consiglio europeo Michel, che dice: auspichiamo la vittoria dell'Ucraina. Intanto il Cremlino testa un nuovo missile intercontinentale. Per Putin farà riflettere chi minaccia la Russia. Scontro diplomatico anche al G20 delle finanze. Diversi ministri occidentali, tra cui il commissario europeo Gentiloni, lasciano il vertice quando parla il ministro di Mosca. Ma cominciamo dalla situazione sul campo, collegandoci con l'inviata Emma Farnè, che si trova a Kiev. Emma, a te. Ebbene sì, nessuna resa da parte dei soldati